Allora, vi avevo detto appunto, abbiamo anzi accennato il nostro ospite senza saperlo, però abbiamo un video che possiamo vedere dove c'è un messaggio ben preciso, è un video reale, non è reale, comunque tratto dalla Repubblica online, quindi è circolato, è stato visto da diverse persone, magari l'avete visto anche voi, lo analizziamo un attimo insieme, vediamolo. Ceci est un message pour tous les musulmans qui vivent encore en terre de mécréance. De la part de vos frères qui ont immigré, vos frères français. Vous payez des taxes, dont ces taxes sont utilisées pour nous combattre, tuer nos sœurs, nos femmes et nos enfants. Honte à vous. Repentez-vous vers votre Seigneur et venez avec nous, venez nous rejoindre. Ceci est un message pour tous les ennemis de l'islam. Et en particulier la France. Les moudjahidines sur toute la planète n'hésiteront pas, chaque fois qu'ils en auront la possibilité, à trancher vos têtes. Tant que vous continuerez à bombarder, vous ne connaîtrez en aucun cas la sécurité. Et le simple fait d'aller faire vos courses sera pour vous terreur. Travaillez en France. Laissez-les ne pas dormir. Laissez-les dans le stress. Laissez-les dans l'insécurité. Il y a des armes, il y a des voitures, il y a des cibles prêtes. Il y a même du poison. Si vous pouvez mettre même du poison et le faire boire à un ennemi d'Allah, faites-le. Tuez-les, crachez-leur sur le visage, écrasez-les avec vos voitures. Faites ce que vous pouvez faire pour les humilier, car ils ne méritent que ça. Ecco, sono parole toccanti. Io voglio vedere anche con un occhio di valutazione, di critica, al di là di cose che possono anche all'inizio spaventare. La qualità con cui è stato girato questo filmato, l'alta qualità, è vero? Sì, sembra quasi un film. All'inizio appunto anche un nostro collega che l'ha estrapolato ha detto non so neanche se sia vero, perché più piani di ripresa, trovo perfetti anche gli attori, sembrano truccati. Sono tutti bellissimi, se guardiamo, esatto. Tutti bellissimi ragazzi, colorati, alti, abbronzati, assolutamente, con armi in mano, perfetto, coltelli. Sembra una scena da un film, tanto è vero che sembra reale, non sembra reale, pensiamo che sia reale, non abbiamo la certezza del verbo, assolutamente. Comunque un messaggio che è molto molto forte. Sì. Io volevo dire alcune cose, proverò a essere veloce e anche più composto di prima. Appunto adesso sono anche vestiti, se uno vede in giro una persona che gira per strada così con il turbante, il vestito mimetico eccetera, si rende conto che non è una persona normale della popolazione civile. Ma lì sono nel loro paese, immagino. Questo è un messaggio costruito mediaticamente, però il fatto che l'infermiere in Francia durante l'attentato cerchi di rianimare quello che è la persona che si è appena fatta esplodere perché lo confonde tra le vittime, dà l'idea di come dopo questi girino vestiti normalmente tra di noi. Ma la soluzione, secondo me, sta a monte di tutte queste cose ed è l'educazione e l'istruzione, senza aprire il capitolo diritto allo studio, per cui potremmo dire che quando viene messo in coda alle decisioni dei bilanci. Però questi ripudiano un certo tipo di istruzione, e allora torniamo anche qui alla critica che aveva fatto Claudia. Perché la usano come istruzione, perché usano un'altissima qualità di produzione televisiva, per esempio. Qui c'è uno studio di comunicazione, attenzione, si parlava una volta. Dove c'è anche una crisi di valori interna all'Occidente, interna all'Italia, troviamola ai livelli che vogliamo. Le basi su cui ricostruire le risposte devono essere solidissime e deve essere un'educazione, un rispetto al diverso. Partendo dalla premessa che diverso da me non vuol dire né meglio né peggio, a prescindere. Vuol dire però che io sono in Italia e vivo la mia religione, la mia educazione, la mia visione di famiglia, che può essere diversa, la mia diversa dalla sua, con delle basi di rispetto assoluto. Io non posso condannare fermamente queste persone, questi messaggi, se le persone al mio fianco possono essere quelle che da un momento all'altro risponderebbero, perché i ragazzi che si arruolano in Francia si arruolano per difendere Parigi, i confini francesi, o per andare a rispondere colpo su colpo in Siria? Sono domande che ci dobbiamo fare, e l'educazione, la costruzione di valori condivisi è lunghissima ed è difficile, per cui io devo essere libero. L'educazione al diverso nell'università è un esempio virtuoso, anche la scuola forse è più difficile perché la base è più ampia,
Però l'educazione è là che diversa. bisogna invece farla. È lì infatti dove è più lì. difficile bisogna lavorare, cioè io devo avere il rispetto per la religione, il sentimento patriottico, la laicità degli altri, che non devono andare a ledere la mia libertà di esprimere i miei diritti. All'inizio della trasmissione, adesso della parola Ferrese che lo chiedeva, vedevo che nicchiava, avevo detto una cosa che infatti secondo me è un po' è un terrorismo diverso. Il terrorismo famoso degli anni che furono nasceva nell'università, Padova era l'esempio eclatante, erano persone con un titolo di studio superiore, addirittura docenza universitaria, di un certo tipo di forma mentis e di cultura. Qui stiamo parlando al contrario di una cultura di base diversa ma medio-bassa, e qui le reclute vengono fatte lasciare gli studi, mettono in discussione anche gli studi che hanno effettuato e vengono portate fuori, per cui anche il dubbio che si diceva entrano nella nostra università, qui chiedo la parola anche a Ferrarese, 500 erotti studenti che vengono dal mondo islamico, attenzione, attenzione, valutiamoli, controlliamoli bene, per carità è corretto, però forse non sono quelli la matrice di cui preoccuparsi in questa ondata di questo tipo di terrorismo, o no? Sono noti, in base alle vostre conoscenze. Sono noti e all'interno delle strutture universitarie, ma non solo, anche diversi studenti dall'Iran, eccetera. Questi vengono per studiare. Quel tipo di Islam di cui parlava il terrorista nasce da Bin Laden. Bin Laden che diceva che esiste il regno dell'Islam e tutto il resto è il regno dell'errore, no? Dove il demonio... e quindi noi siamo regno dell'errore. Ma questa no? non è Al-Qaeda, perché Al-Qaeda è completamente sì, però questo tipo diverso. di terrorismo nasce in seno ad Al-Qaeda. È una branca di Al-Qaeda che si è evoluta, è diventata più potente e ha proliferato e si è espressa nel califfato, quello che oggi noi chiamiamo ISIS, Stato Islamico, Siria e Iraq. Ma no, io trovo incredibile però il fatto di parlare del diverso quando l'aggressione al diverso la Francia l'ha subita, cioè nel senso che oggi è stata la Francia a essere aggredita in modo violento, quindi il rispetto del diverso deve essere bilaterale, no? Mi sembra che questi terroristi siano molto lontani dal concetto che l'amico diceva prima di rispetto del diverso. Allora vuol dire che bisogna avere una base etica condivisa differente. Chiunque usa violenza non ha esatto. rispetto. È chiaro che l'intento loro è buono, è quello di creare una società in cui si supera la violenza come metodo di dialogo. Ma oggi la Francia è aggredita per questa mancanza di riconoscimento che la diversità altrui può essere un valore. Queste persone non ce l'hanno. Non ce l'hanno neanche per i propri correligionari, se intendo bene. Quindi lei giustifica la reazione anche? No, io non giustifico, io dico semplicemente una cosa: uno Stato che viene ferito nel suo cuore e cui vengono uccisi i figli, e non solo i francesi, perché vi ricordo che domani il Presidente della Repubblica sarà a Venezia per le esequie laiche della Valeria. Sì, è stato oggi martedì, oggi è martedì, quindi è stato oggi le esequie. Ma domani ci sarà la celebrazione in piazza, scusate che il microfono... stava scendendo, infatti. Di una figlia anche dell'Italia, di Venezia, ecco, quindi è chiaro che quello che si insegna all'università, la community life, è assolutamente il rispetto dell'altro in quanto persona, che è la cosa più difficile per l'essere umano, insomma. Sì, Conte. Beh, innanzitutto possiamo considerare che questo è terrorismo psicologico, perché sta mettendo in discussione... E dopo segue quello fisico. Appunto, più che fisico e psicologico, nei confronti di chi tentano di strumentalmente di manipolare elementi, perché poi questo è il messaggio chiaro nei confronti di chi magari è debole in quel momento all'interno della società, all'interno appunto della sua dimensione, e cade in quello che è un messaggio sicuramente demenziale, che però appunto poi si trasforma purtroppo anche in realtà. E dall'altra parte psicologico soprattutto rispetto a noi, rispetto alla nostra società, rispetto al tentativo di limitare veramente la libertà che abbiamo vissuto finora, e soprattutto cercare di imporre il terrore e quindi anche di trasformare il modo di vivere.
È questo sicuramente l'elemento principale su cui stanno cercando di insinuarsi per mettere in difficoltà poi il nostro mondo, dai giovani a tutto il sistema che, vedi, Bruxelles è stata bloccata per giorni, si è bloccata la vita, si è bloccato il vivere, quel vivere sociale, comunitario, che poi diventa elemento su cui stanno lavorando, stanno tentando appunto di limitare veramente il mondo occidentale in quella che è sempre stata la sua propensione, quella di essere aperto e libero. Sì. Secondo me sì, è giustissimo, noi dobbiamo chiederci a chi sono rivolti questi video. Molto spesso, anzi nella maggior parte dei casi, i ragazzi che si lasciano influenzare, per non dire traviare, da questa propaganda, sono persone che fino al giorno prima della religione non gliene poteva importare di meno. Se guardiamo anche i nomi più importanti, il famoso Jihadi John, era un rapper fallito, possiamo dirlo, che si è riciclato facendo il terrorista. Cioè, sembra una barzelletta, però calza a pennello. Come moltissimi altri ragazzi che venivano da questi ambienti disperati, non riuscivano in nessun modo ad emergere, e nella società dove viviamo fare il terrorista gli dà quel momento di gloria, gli dà quei 30 minuti di popolarità. Gli dà quei 30 minuti di popolarità. Che molto spesso non riesce a vedere perché magari si è fatto esplodere, perché poi alla fine... Assolutamente, non se lo gode nemmeno. Non capisco nemmeno a livello... Ci li vanno a prendere in un momento di debolezza e li addescano. Io, se posso intervenire... Sì, assolutamente. Ecco, lì era per esprimere un mio pensiero, perché i ruoli fondamentali sono due. Uno l'abbiamo fatto questa sera, è da parte nel nostro piccolo di figure educative, piuttosto che di educatori, pardon, piuttosto che di genitori, è un maggior controllo. Abbiamo prima fatto un elenco di accorgimenti da osservare con i figli, quindi sicuramente un elemento importante l'abbiamo detto questa sera. L'altro invece, che non ci compete a noi ma compete allora a questa Europa che si vuole a tutti i costi dell'unitarietà, se noi guardiamo attentamente quel video, lì si parla in particolare la Francia, ma la Francia è Europa, quindi Stati europei. E poi per il momento la Francia, perché dopo basta cambiare la parola Francia, e lo sappiamo perfettamente. Assolutamente, allora dico Stati europei, per sradicare quelle persone al fondo, perché lì non è un problema, bisogna sradicare i musulmani, assolutamente no, lo sottolineo, lì bisogna sradicare l'ISIS. Allora, per fare questo assolutamente bisogna intervenire di concerto tutti gli Stati europei, a mio avviso. Siamo in giro di chiusura, sì. Faccio il giro di chiusura. Sì, assolutamente. Claudia. In relazione al discorso di rispetto del diverso, anche c'era anche una questione, perché l'ho sentita prima, si è parlato di aver trascurato il problema dell'immigrazione. Non sono d'accordo, perché trascurare è il verbo più sbagliato, nel senso che non si è trascurato un bel niente, cioè la scelta delle politiche migratorie è stata perfettamente cosciente, cioè si sapeva benissimo quello che si faceva e anche con quale finalità. Quindi il fatto che si sia scelta l'apertura delle frontiere, e anche qui quando qualcuno parla di fortezza Europa, diciamo che evidentemente è una fortezza che fa un po' acqua da tutte le parti, perché fortezza non è stata scelta proprio perché si è voluto, comunque si persegue come fine quello di sradicare i popoli dai propri territori. E io non parlo neanche nella logica di dover proteggere me stessa, la cosiddetta mia gente, eccetera. Cioè il problema del fenomeno migratorio è qualcosa che è dannoso per entrambe le popolazioni, cioè sia per chi la riceve, ma sia per chi è comunque diretto protagonista, nel senso che comunque tu vai a togliere una persona dal suo contesto per poterla indebolire e per poter indebolire quel popolo, perché comunque elimini una identità, esattamente come di un popolo africano che avrebbe tutto il diritto di crescere in prosperità in un territorio che però deve essere libero per lasciare le mani in pasta a chi ha interesse, e rovini nella sua cultura, più che altro nella sua tradizione, nella sua identità, il popolo che è quello europeo. E anche in questo senso il rispetto del diverso viene completamente meno proprio con questo discorso migratorio, perché comunque le frontiere aperte mirano all'appiattimento di qualsiasi diversità, quindi venire a parlare di incentivare il rispetto del diverso con questo tipo di politica è proprio l'esatto contrario. Valotto. Io credo, è stato detto che l'Europa deve essere unita in questa lotta, è assolutamente vero, però devono esserci delle risposte concrete, reali, anche dal mondo musulmano, che fino
a questo momento è stato troppo ambiguo. Non c'è stata una risposta precisa. Concedere nuovi luoghi di culto ai musulmani, assolutamente, è giusto che una persona possa predicare liberamente la sua fede, ma non è la soluzione al problema. Prima di tutto, io vorrei un singolo dato: in Italia non esiste un registro degli imam. Perché non esiste un registro degli imam? È necessario che si doti. Nelle moschee, nei centri culturali islamici, dovrebbe essere parlato l'italiano. In questo modo apriamo gli spazi a tutti, rendiamo questi spazi più sicuri. Certo. È fondamentale, assolutamente. Prima Gnang, dopo Ferrarese, e dopo faccio finire tutti quanti voi. Allora, velocemente sul video che abbiamo visto prima, abbiamo sentito parlare di veleno nell'acqua. Quindi chi mette veleno nell'acqua perché promuove l'Islam ammazza anche i musulmani, senza che lo sappia che non lo sappia. Perché dico questo? Perché nel punto 52 del Corano dice: se una persona ammazza una persona è come se avesse ammazzato l'umanità. Contrario, se uno salva una persona. Quindi loro, mettendo quello, dimostrano che non sono musulmani. 1. 2. È emerso la scuola su tutti gli interventi, le scuole e l'educazione anche prima, perché abbiamo parlato dell'importanza di quello e di questo problema. Però anche lì è emersa la scuola il fatto che hanno Kalashnikov per fare terrore alla gente. Perché? Perché se andiamo a vedere quei giovani in Francia, Mohamed Merah, Toulouse, in giro, non hanno fatto le scuole tutto. No. E poi erano rapper, sono drogati, sono diventati. No, infatti, esatto, andiamo a vedere anche chi oggi abbiamo armato indirettamente. Parlo dell'Occidente perché mi sento dentro. Perché le armi le facciamo noi. Le armi li vendiamo a qualcuno, non a loro direttamente, però qualcuno forse li rivende a loro e li rivende a gente che non ha mai fatto le scuole, che ci mettono con armi con questa per parlare di questo. Dal 2004 al 2014 3 miliardi circa di... È un problema, sì. L'ultima cosa che dico per chiudere il mio intervento, la mia preoccupazione sul fatto di Parigi, qual è? La prima volta in Europa, dico la prima volta, che la gente si fa saltare. Prima mettevano le bombe e scappavano nelle macchine, però questa volta hanno fatto le cinture per farsi saltare. Questo ci deve far riflettere dell'importanza di questo che è successo a Parigi, anche se purtroppo abbiamo trascurato l'Africa, perché venerdì, l'altro giorno, in Mali sono morti, ma non ho visto calcio, bandiere del Mali o cantare l'inno del Mali, che è un problema. Allora dico, 27 dobbiamo riflettere su queste cose morte. E non trascurare niente, perché è un problema di tutti noi. Benissimo. Franco, poi Cristina Guarda e poi Ferrarese, poi chiudiamo con naturalmente il nostro studente giovanissimo a capotavola e le conclusioni di Sposato. Rapidissime, che siamo già in chiusura. No, in realtà io sono contento di questo esito dove si è chiuso sul punto dell'istruzione, perché è la parte fondamentale. È vero che nessuno di noi giustifica, neanche un musulmano giustificherà mai l'attività dell'ISIS, cioè questi sono radicali e bisogna trattarli come tali, non confondere quella che è la bandiera, una religione e il patriottismo con quello che sono radicali che dobbiamo combattere. Sì, combattere. Quindi d'accordo nel combattere, a questo punto questo vuol dire che ovviamente le forme bisognerà deciderle, però si può combattere anche culturalmente. Adesso io forse sono stato troppo idealista e passato Ma questo. è sufficiente in questo momento? In questo momento bisogna essere uniti, questa è la cosa importante, in quello che si fa, in tutto quello che si decide. Non può esserci chi grida fuori e l'avevo detto, questa cosa è frutto sono frutti degli errori del passato, bisogna prenderne coscienza e muoversi insieme su questo. Chiarissimo. Cristina, guarda. Io convengo con quello che ha detto Franco, sia adesso che nell'intervento precedente, perché davvero mi piace che ci sia convergenza anche da parte di esponenti di diverse realtà, come dire, culturali politiche, però l'idea di combattere, non soltanto di fermarci a fare dei ragionamenti astratti, delle congetture, piuttosto che delle analisi di eventi che ci riguardano o sono più vicini o più lontani, ma la domanda a cui Franco ha voluto rispondere, a mio avviso, è: che cosa possiamo noi fare adesso, al di là di scelte politiche e istituzionali,
internazionali, al di là di scelte militari o meno. Quello che interessa è che cosa possiamo noi fare adesso, cioè quello di istituire davvero un confronto, anche educando le nuove generazioni ad un dialogo efficace ed efficiente, proprio perché se noi apriamo il nostro sguardo riusciamo, pur mantenendo la nostra identità, che è giustissimo mantenerla, però metterci in dialogo e rispettare più noi stessi e il prossimo. Per cui il concetto di un'educazione, ma che non passi soltanto attraverso la scuola, ma passi attraverso anche le famiglie, anche attraverso i social network, anche attraverso i sistemi di aggregazione nello sport. Quello che diceva Jacopo per cui, prima, chiarissimo. Grazie. Grazie, stiamo tagliando i tempi, siamo in chiusura. Jacopo, poi Ferrarese, Okay, e poi no, io volevo rilanciare un attimo la palla avanti, perché secondo me è stato detto che il fenomeno migratorio è dannoso perché sradica le persone dal contesto da cui provengono. Io credo che invece bisogna avere un altro valore di migrazione. Credo che quando c'è l'incontro c'è il proferire di qualcosa di nuovo, e lì credo che si trovino le basi solide su cui bisogna costruire nuovi valori. No, se non ci sono strutture adatte ad accogliere questi fenomeni migratori, No, ma integrarli. l'incontro sì, nel senso che comunque noi non stiamo ragionando in termini di unione proprio fortino, perché comunque l'identità di un popolo europeo si fa sia nell'insieme ma anche in se stessi, cioè l'incontro con altre culture, ok, però il concetto di trapiantare altre persone che non saranno mai europei, ed è un bene che non lo saranno mai, perché non devono, quello che diceva che ci sono persone di seconda o terza generazione che non si sentono né francesi né africani, è un dramma, è un dramma, ma è dato proprio dal fatto che gli è stato fatto perdere la bussola su quello che è la loro identità. Certo, quindi è una perdita. Ok, la risposta non la dai però dicendo non devono esserci immigrazioni, la dai costruendo nuovi valori e più possibile condivisi. L'immigrazione c'è perché c'è un problema a monte da dove partono. Okay. Ma questo è un altro capitolo che affronteremo, chiarissimo. Ferrarese in chiusura. Il nostro popolo è un popolo straordinario che ha un'identità da riscoprire, straordinaria, da riscoprire. E come Europa, la ricetta è credere nei ragazzi, cominciare a delegare a loro delle scelte fondamentali. Ma sempre gli stessi, perché quelli che poi vanno a... No, noi non sono coinvolti in queste dinamiche. Non sono coinvolti nelle dinamiche decisionali, a parte alcuni casi. Oggi bisogna passare la palla ai ragazzi, sono cittadini, devono essere maturi a 20 anni, uomini, riscoprire un'identità e avere delle risposte, cominciare a pensare che loro, appunto, le risposte possono venire da loro, non solo attraverso le armi come i giovani francesi, ma anche attraverso tutte le potenzialità che la nostra Europa, che è una esperienza straordinaria, ma che rischia di incrinarsi in maniera irrimediabile, possa portare avanti. Scusate, un po' le conclusioni, che cosa ne ha compreso di tutto questo? Allora, intanto... Pochissimo tempo, che siamo già fuori tempo. Le 2 orette successive. Allora, intanto quello che emerge è la perdita di valori, forse di identità, che magari può spingere le persone ad avere un certo tipo di comportamento. È emerso il risentimento che qualche generazione può avere e di conseguenza avere comportamenti non adeguati, intolleranza e mancanza di rispetto e accettazione della diversità. Un po' questi sono i temi che secondo noi sono emersi come cause. Quali sono le cose che sono emerse in termini di soluzione? Non una reazione emotiva, io condivido il Presidente Renzi sul fatto di non avere non reagire, non avere una reazione emotiva perché non sarebbe opportuno. Ci vuole il tempo è galantuomo, quindi bisogna valutare bene le cose. Però hanno tempi rapidi, tanto questi qua hanno tempi rapidi. Non si può nemmeno negare che siamo in guerra, però. Esatto. Cioè considerare l'ISIS una sfida, mi scusi, però. Questo è quello che è emerso, diciamo, non è quello che... No, Poi il controllo delle frontiere, dialogo, educazione e confronto, diritto e rispetto anche dei doveri, e emarginare comportamenti radicali, per esempio con l'apertura delle moschee, dei luoghi di culto in generale che siano trasparenti. Io chiudo con una considerazione: non si è parlato delle nostre reazioni o della nostra azione comunque di guerra, perché noi in Italia, non è vero, siamo in guerra. Quando addestriamo noi qua circa 4.000 militari che stiamo addestrando noi nella nostra azione cosiddetta di pace, non facciamo altro, secondo me, a non rispettare la nostra Costituzione. La Francia l'ha cambiata 8 volte, l'ultima volta nel 2008 dalla propria nascita. Gli Stati Uniti la interpretano,
Noi invece la calpestiamo, in particolare calpestiamo 2 articoli, l'articolo 11 che dice che noi siamo un paese che deve difendersi, quindi non deve fare guerra, invece noi in alcuni momenti con la scusa dei contingenti internazionali facciamo guerra, e l'altro articolo 78 che indica che l'esecutivo non ha nessun potere se non legittimato dalle 2 Camere del Parlamento. Ecco, io credo che noi siamo carenti nel rispetto della nostra Costituzione. Chiarissimo. Allora, io vi ringrazio di essere stati qui, perché siete stati senza dubbio molto utili per dare delle nuove dinamiche di comprensione di questo fenomeno, anche se è difficile poi comprenderlo appieno, né tutte le sfumature e anche in divenire. Ringraziamo voi telespettatori di averci seguito come sempre, noi ci ritroviamo domani, vi auguro buon lavoro, buon proseguimento a tutti e naturalmente ci vediamo presto. Grazie. Adesso andiamo a scoprire un progetto di Eurointerim Servizi, si chiama Quinto Piano. A parlarcene nel dettaglio Liliana Borgna, che è la responsabile di questo progetto. E allora di che cosa si tratta? Alle sue spalle dei ragazzini che stanno studiando, non a caso, perché? Allora, il progetto Quinto Piano nasce all'incirca 2 anni e mezzo fa, quasi 3 ormai, proprio dall'esigenza di occuparci anche dei ragazzi un pochino più piccoli. Noi siamo un ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto e quindi sono tanti anni che lavoriamo nel mondo della formazione, ci siamo sempre occupati però della formazione dei più grandi e quindi abbiamo deciso di occuparci anche dei più piccoli. Il Quinto Piano è un doposcuola. Dire che un doposcuola è in un certo senso riduttivo. Noi ci occupiamo di ragazzi dalle scuole elementari fino alle scuole superiori, arrivando fino alla preparazione di test universitari. Il nostro obiettivo è quello di rendere i ragazzi sicuramente più sicuri di loro, quindi lavoriamo tantissimo sulla parte dell'autostima e renderli consapevoli di quelle che sono le loro capacità e gli obiettivi che possono raggiungere. Il doposcuola serve per aiutarli e supportarli in quelli che sono tutte le attività che la scuola dedica e insomma lascia un po' al pomeriggio e alle famiglie che sappiamo benissimo lavorano tutto il giorno. Quinto Piano serve proprio a questo, a supportare le famiglie e i ragazzi durante l'attività pomeridiana, in modo da lasciarli liberi poi nel resto della loro giornata di poter svolgere le loro attività sportive, ricreative e godersi in santa pace la famiglia quando la sera si torna a casa, senza trovarsi alle 8 di sera a dover preparare la cena, completare le espressioni, piuttosto che preparare l'interrogazione su Carlo Magno, quindi insomma creare un clima sicuramente più sereno, non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie che devono appunto affrontare con i loro figli il percorso delle scuole. Oltre alla parte della parte di supporto allo studio per quanto riguarda il doposcuola, abbiamo anche poi la classica parte delle ripetizioni, quindi abbiamo un problemino insomma magari che ne so con la matematica, il latino, il greco, l'inglese, ecco che sicuramente qualche ora dedicata esclusivamente al ragazzo in modalità one to one può sicuramente essere utile a ritrovare un attimo magari quella fiducia e quella sicurezza nell'affrontare il compito in classe piuttosto che l'interrogazione e arrivare sicuramente a dei risultati che sono ottimali. Al momento appunto insomma i risultati sono positivi, i ragazzi e i genitori sono contenti, quindi ecco diciamo che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. I ragazzi non sono, e anche i bambini non sono mai da soli, ma sempre supportati da personale qualificato ed esperto. Per quanto tempo nel pomeriggio, nei momenti della loro libertà dalla scuola e dalla famiglia? Allora, noi cerchiamo di creare sempre un servizio che sia fatto su misura sul ragazzo con il quale dobbiamo andare a lavorare. Quindi ovvio che in base a quelli che sono gli impegni di questi ragazzi, quindi le attività sportive piuttosto che ricreative, si va a creare proprio un vestito fatto su misura, quindi si va dai 2 ai 3 pomeriggi durante la settimana, almeno diciamo le 2 ore sono ecco, il minimo che ci permette di lavorare effettivamente portando a casa dei risultati che abbiano effettivamente un successo positivo. I ragazzi non sono mai soli, nelle ripetizioni si lavora proprio appunto nel one to one e quindi appunto vengono seguiti per tutta la durata dell'incontro. Per quanto riguarda il momento dell'aula studio è un momento nel quale noi monitoriamo comunque l'attività dei ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di renderli autonomi, quindi
a parte un iniziale accompagnamento nel quale appunto consultiamo con loro il diario, decidiamo un po' una scaletta di quello che deve essere la distribuzione del lavoro nelle 2 ore che abbiamo a disposizione, loro devono poi in autonomia organizzarsi e gestirsi il tempo, ovviamente sempre supportati da noi, in modo che appena sopraggiunge un problema o comunque insomma un piccolo intoppo magari durante l'esercizio di matematica piuttosto che insomma durante qualsiasi altro tipo di attività didattica, ecco che subito hanno un tutor che può tranquillamente rassicurarli e risolvere un problema, proprio per evitare che questo problema diventi un macigno. È un sassolino che viene presto insomma eliminato. E dove possiamo trovare informazioni sul web? Abbiamo il sito www.quintomenopiano.it. Perfetto, insomma, per la tranquillità delle famiglie, per avere dei giovani più consapevoli e supportati anche nello studio e nelle ore pomeridiane, quando altrimenti magari sarebbero da soli. La soluzione è Quinto Piano, un progetto di Eurointerim Servizi.